che ore sono? Beh, qui, considerando la posizione del Sole, considerando le linee diurne, considerando alcuni aspetti che mi dedica il Sole, io deduco con questo strumento che sono le 1:30 circa. No, sono le 2:30. No, caro mio, ti sbagli, perché tu non tieni conto dell'ora legale, un'ora artificiale. Benvenuti nel mondo magico degli orologi solari. Misurare il tempo, una scienza, un'arte, una passione. Per Paolo Moratello, un insegnante in pensione, è tutte e tre queste cose messe insieme e che lui concretizza attraverso la costruzione di meridiane, gli orologi solari che si vedono spesso sulle pareti delle case, vere e proprie opere d'arte con la misurazione del tempo grazie al sole. Costruire una meridiana, come comunemente vengono chiamati gli orologi solari a parete, non è una cosa semplice, richiede dei calcoli complessi, tanta preparazione, insomma è una scienza. E quello che adesso con Paolo vedremo è il momento più delicato, quello più difficile, quello che chiede proprio la maggiore preparazione e professionalità, il posizionamento dello gnomone, l'asta che di fatto poi segnerà le ore. È importante la dimensione dello gnomone? Importantissima per il fatto che se una parete è rivolta molto verso est oppure molto verso ovest, lo gnomone che si presenta è uno gnomone mozzo, quindi questo è un pezzo, sempre uno gnomone, cioè uno stilo polare, per uno stilo polare che non va a inserirsi direttamente in parete, ma entra in parete attraverso due supporti. Quanti anni di studio ci sono dentro il tuo lavoro, Paolo? Oddio, parecchi anni, soprattutto studio, d'accordo, ma soprattutto molta passione. Cos'è che affascina? Affascina il fatto che un qualcosa che è molto lontano, lontanissima da noi, cioè il Sole, viene ad essere parte del nostro tempo, quindi diventa nostra in quel pezzetto di nostra vita che tutti quanti abbiamo. E catturarlo non è impresa facile. Catturarlo, trasportare la danza del Sole attorno alla Terra, catturarlo e trasportarlo sul muro di casa nostra è un po' come riappropriarsi di una parte di universo, di uno spazio di universo, un qualcosa di lontano, lontanissimo, il Sole non sa che noi esistiamo, che diventa parte del nostro vissuto. Diventano ore, diventano linee, motti, diventa parte appunto della nostra vita stessa. Quante meridiane hai costruito, Paolo, nella tua carriera? Più di un centinaio. Ma e a te chi ti ha insegnato, Paolo? Allora, io ho avuto la fortuna di incontrare tale Paolo Forlati di Verona, orologiaio, appassionato di gnomonica, amico del mio suocero pure orologiaio, che così mi ha introdotto un po' a questa scienza che va a coniugare la matematica, l'astronomia, la storia e l'arte. C'è qualcuno che deve ringraziare per tutto questo? Certamente, io sono in contatto con il gruppo di Gnomonica Italiana. Gnomonica Italiana è un gruppo di appassionati che si occupa appunto della gnomonica, cioè la scienza degli orologi, la scienza d'arte degli orologi solari, organizza dei convegni, dei congressi, molto attiva diciamo su tutti i campi e è un po' il punto di riferimento di chi costruisce le meridiane. Sapete qual è un'altra delle cose belle delle meridiane? Una cosa bella che appartiene, diciamo, alla caratteristica dell'unicità, quindi dell'eccellenza, è il fatto per l'appunto che ogni meridiana è unica. È unica perché la decorazione viene fatta a mano da Lorna, come state vedendo, e ogni casa, ogni orologio solare ha la propria raffigurazione.
E poi ogni casa ha la propria inclinazione, quindi per ogni abitazione c'è da fare uno studio ben specifico, approfondito, su qual è l'inclinazione dell'ognomone in funzione dell'orientamento della parete. Quindi non si tratta soltanto di creare un bel murales con delle linee. Dietro c'è un lavoro veramente importante. Cosa vuol dire decorare il tempo? Vuol dire imprimere sulla parete il lavoro che è stato fatto dall'ognomonista e dargli una forma, un senso forse anche. Quanto è importante il rapporto che si deve instaurare tra l'artista e lo studioso? Ci deve essere una forma di complicità lavorativa, nel senso che io devo capire cosa la Meridiana deve trasmettere. Sono un po' forse il ponte in mezzo tra il committente, quindi devo capire cosa il committente desidera esprimere di sé sul lavoro che facciamo, e dall'altra parte tutto quello che è la parte del calcolo, che è molto impegnativa, molto complessa. E niente, mi trovo forse in mezzo tra queste due realtà e devo dare un po' la forma e l'immagine estetica a quello che è il lavoro che poi usufruirà il committente. Mi racconti un po' questa Meridiana allora? Allora niente, abbiamo cercato di dare forma alla richiesta del committente, che voleva come parte decorativa un galletto e un gufo che rappresentano un po' il sorgere del sole, che poi quello che ci farà da guida durante tutto l'arco della giornata, perché sarà lui che darà forma alla Meridiana, e la chiusura poi notturna di questo gufetto che così ci saluta durante le ore notturne. Ecco, questo è un po' il senso dell'immagine che abbiamo realizzato qui. Gli aforismi che vedo scritti qui e nelle altre opere sono invenzioni tue o sono il portato di qualche enunciazione filosofica? Allora, ci sono una serie di motti, vengono chiamati così, adatti ad essere scritti sugli orologi solari. Di solito appunto è sempre il committente che decide, perché è una frase che lo deve rappresentare. Ne abbiamo fatti in dialetto, ne abbiamo fatti in latino, molti in italiano, e sono frasi filosofiche che appunto così esprimono un po' quella che è l'anima del richiedente dell'opera, insomma. Ma se non avete una parete dove disegnare l'orologio solare, Paola ha la risposta anche a questo problema. Cos'è questo? Questo è un anello equinoziale, è un orologio portatile e segna le ore attraverso un punto luce che viene a crearsi nel cerchio interno. E detta così sembra semplice, ma per arrivare a questo orologio c'è da fare un diverso tipo di calcoli e di ragionamenti, vero? Sì, certo, perché bisogna orientarlo esattamente verso la direzione nord-sud. Bisogna indicare esattamente il momento in cui si osserva, il periodo dell'anno in cui si osserva, e soprattutto bisogna indicare la latitudine del luogo. Questo è un anello, lo si direziona verso la direzione nord-sud come al solito, e praticamente la macchia di luce che si forma indica l'ora. Anche in questo caso sono circa le ore 14, sempre senza ora legale. E questo, Paolo? Questo è l'orologio del pastore, utilizzato dai pastori dei Pirenei fino al secolo scorso. Funzionamento semplice, si gira l'indicatore fino al giorno in cui si osserva. Oggi siamo ai primi di settembre, ecco qua, lo si tiene dritto in modo tale che l'ombra dell'indicatore sia perpendicolare, dritta, e la parte terminale dell'ombra indica l'ora. In questo caso siamo ancora attorno alle 2, sempre 2 del pomeriggio, ora non legale. Soddisfatti ragazzi? Soddisfattissimi, soddisfattissimi. Ci credo, un lavoraccio però bellissimo. Paolo, ma la Meridiana come un diamante è per sempre adesso? Quasi per sempre, per sempre quasi, perché fra 13.000 anni dobbiamo tutte quante rinnovarle, in quanto lo stilo non punterà più verso la stella polare, ma lo stilo dovrà puntare verso un'altra stella, la stella Vega. Quindi è tutto da rifare? Tutto da rifare. Quanto lavoretto da fare?
Direi abbastanza. Preparati. Direi abbastanza, ecco. Ma non sei solo per fortuna, vero? No, assolutamente, non sono solo, ho delle valide collaboratrici, dei validi collaboratori, Come la Lorna. come la nonna, decoratori e decoratrici ai quali si deve il gran lavoro della Meridiana. Paolo, Lorna, grazie davvero per avermi fatto vivere un'esperienza decisamente fuori dal tempo. Meglio come fa anche cammina Meridiana. Va Ciao bene, ragazzi. siamo qua, grazie a voi, grazie a voi. Continuate a seguirmi, grazie a entrambi questi grandi professionisti.